Allora, prima di sentire Filippo Lazzarin, vediamo il contributo di cosa ha detto Tosi, perché accennava il consigliere prima anche a soluzioni alternative, così vediamo in là, prego. Ne chiede una presa di posizione coraggiosa del governo nei confronti dell'Europa, perché siccome la normativa consente di dare il permesso di soggiorno umanitario a tutti e farli circolare tutti per l'Europa, perché la gran parte di chi arriva qua vuole andare oltre confine, adottare questa direttiva. Perché se tu non la adotti, come ci ha detto ieri il prefetto Morcone, per paura che l'Europa si arrabbi con l'Italia, l'Europa dell'Italia se ne strafrega e ce li lascia tutti qua. Quello è l'unico modo per aprire una trattativa seria con l'Europa. C'è una direttiva che venne inserita dal ministro Maroni e dal ministro degli interni nel 2011 che prevede questa possibilità. Ieri l'ha messo in maniera chiarissima il prefetto Morcone, che è il capo del Dipartimento di Immigrazione. Ha detto che si può fare, che l'Europa si incazzerebbe, ma si può fare, e la facciamo. Il prefetto Morcone ha comunicato l'intenzione di aprirlo, ha detto che ci sono 38 caserme, quindi vuol dire teoricamente in ogni provincia possono poterlo insediare. Noi abbiamo detto che se decidono di farlo, che sia un CIE, quindi un centro di identificazione ed espulsione, quindi una struttura detentiva, chi arriva non esce finché non è identificato e non si sa se è un profugo o un clandestino. La risposta è stata invece che sarà una struttura aperta, quindi il sindaco sventurato che si trovasse ad avere una situazione del genere avrà centinaia di persone che tutti i giorni entrano, escono e vanno in giro per il territorio come meglio credono e non si sa chi siano. Ma intanto sensibilizzeremo tutte le amministrazioni comunali, tutte le province e ovviamente anche il governo regionale, parleremo anche con il ministro Alfano nei prossimi giorni per dire che il governo deve avere, quindi il Premier, perché i rapporti con l'Europa li tiene il Premier, deve avere il coraggio di decidere. Non può per paura dell'Europa di fare incazzare gli altri paesi europei scaricare sulle comunità locali un problema che sta diventando devastante. Se uno deve scegliere tra il CIE e il centro di smistamento, il CIE è come avere, scusate il termine, un carcere e quindi comunque una struttura sorvegliata dove non si esce se non si sa chi sei e che poi hai titolo per uscire. Il centro di smistamento sarebbe, per la comunità locale che se lo ritrova, sarebbe devastante perché vuol dire centinaia di presenze che non sai assolutamente chi siano e che stanno sul tuo territorio. Questo problema va risolto, allora, il punto è, bisogna stabilizzare la Libia, se non stabilizzi la Libia continuano a partirne, continuano ad arrivarne. Ieri Morcone gli è arrivato il messaggino sul cellulare che c'erano alcune migliaia che sono stati identificati sui gommoni, sui barconi e stanno arrivando di nuovo quelli. Quindi bisogna stabilizzare la Libia, per stabilizzare la Libia deve intervenire l'Europa, perché l'Italia da sola non può intervenire in un paese che ha la guerra civile. Per intervenire l'Europa devi dare il permesso di soggiorno a tutti, umanitario, così vanno in giro per l'Europa e l'Europa interviene. Questa è la soluzione, perché il cercare di tamponare mandandoli di qua e di là, 5 di qua, 10 di là, 50, è come svuotare il mare col secchiello, cioè non ce la farai mai. L'Europa ha avuto 200.000, la Germania 200.000, 4 volte l'Italia, la Svezia il doppio, la Francia lo stesso, l'Ungheria lo stesso, sono dati che non mi sono inventato io. E io ho rispetto per tutti quelli che parlano, per carità, ma sembrano appena arrivati, si sta facendo la proposta, anche quella che faceva lei prima, bisogna fermarli, ma chi è che li ferma? È come quando arriva il torrente, cioè io so che sono fissato da questa immagine, arriva un torrente, fermate l'acqua, ma Sì, però se il torrente trova un cunicolo si penetra, se no no, altrimenti non trova già una strada. bisogna fare in modo di controllare, cerchi di non avere Sì, l'acqua anche che comunque esce fuori. un attimo solo la parola al consigliere. Un attimo solo. Scusate, che sentire questo qua che dice No, sto canarine. No, dovrei verificare i numeri del Gallinaro, del signor Gallinaro. Sicuramente allora stanno gestendo il problema in maniera migliore, decisamente migliore rispetto a noi. Io non voglio utilizzare il termine buonismo perché altrimenti facciamo appunto arrabbiare Gallinaro. Però, non discusiamo sulle parole. Era solo un invito. No, dico, bisogna utilizzare un po' di buonsenso perché il problema fondamentalmente è quello dei prefetti. Hanno scelto Eraclea, meta turistica, diciamo per eccellenza del Veneto, quindi sta lavorando col turismo, se non lo fa in questo periodo, non so quando lo fa. E stiamo vedendo a Milano, qualche giorno fa, la stazione di Milano, Non in questi giorni, proprio oggi lo stesso. No? Affollata di queste persone, dico, c'è l'Expo. Allora, che immagini diamo ai paesi che stanno attorno a noi, al mondo, perché poi l'Expo ha un effetto mediatico non indifferente.
Ora, io sarei un po' più preoccupato, invece di guardare cosa fanno i commercianti del comune di Padova, di quello che dichiara il vescovo. Quindi apriamo portafogli e case, però alle persone che veramente hanno bisogno. Abbiamo sentito prima Zaia, stiamo parlando di numeri, 2 su 3 sono persone che non c'entrano niente con i popoli colpiti dalla guerra. Allora, io dico, signori, e sottolineo, utilizziamo un po' di buonsenso, capiamo come gestire bene il problema internamente, perché sono cambiati già 3 governi, quindi 3 Presidenti del Consiglio dall'accordo di Dublino, e quindi le cose si possono cambiare. Se qualche anno fa si poteva ragionare con questo accordo di Dublino, oltretutto fatto dal ministro Maroni, dico, si possono cambiare, se sono evoluti i tempi, adesso sta diventando ingestibile questa situazione e quindi va messo mano anche alle regole, ai patti che sono. No, ma perché cambiano le condizioni, cioè quello è il fatto, perché quanto anche Maroni stesso, che poi era rappresenta la Lega, per cui appunto, può aver fatto 2 anni fa, ma anche un provvedimento di un anno fa, non è lo stesso di quello che succede adesso. Quello che lascia esterrefatti, immagino anche i sindaci, è che noi lo sappiamo da settembre-ottobre, poi quest'inverno, che questi flussi arrivavano, perché al lupo si sapeva che arrivavano, prima morivano per il freddo, perché cioè, faceva freddo l'inverno, ma dopo si sa che arriva l'estate, il mare si scalda e questi ci arrivano. Corretto, Dio. Non è giusto fare allarmismo, anche, adesso lo dice anche il titolo della trasmissione, non è giusto fare allarmismo, però prendiamo con le pinze questo problema, il problema della scabbia. Mi fa piacere che l'Indipendenza Veneta. L'Indipendenza Veneta oltretutto lavora nel settore e dice, signori, prendiamo le precauzioni, però vediamolo come problema da gestire, perché sottovalutarlo, visto che ci si può contaminare, quindi ci si può diffondere, assolutamente è un dato da non tenere. Ecco, chiedo a lei, signor Sindaco, una cosa, un'informazione. Per esempio, si parla anche di hub, ci deve essere un hub regionale che sarà individuato, no? Quindi non si capisce ancora dove, eccetera. Però se è lecito, è possibile o no, questo un po' lo chiedo a tutti quanti voi. Se uno trova una struttura, anche la caserma dismessa, quella inagibile, la Salsa, no, per esempio, crea adesso che è estate tutto attorno queste tendopoli e ci mette le persone straniere che sono in genere la media è 20 anni, sani, robusti, in buona costituzione, poi visto che di scabbia non si muore, sono vivi, stanno bene. E gli si fa loro ristrutturare la caserma, la si fa mettere in ordine, la struttura che non è agibile, loro stanno nella tenda agibile dell'esercito e ristrutturano, malta, mattoni, mettono a posto tubature, lavoro socialmente utile per poi andare loro dentro. Quindi noi non utilizziamo manodopera nostra, loro si autopagano facendo questo lavoro, gli diamo una dignità di persone perché stanno lavorando per qualcosa che socialmente servirà anche a loro o ad altri, ma socialmente utile, e risolviamo il problema dell'inagibilità, perché se no rendere agibile una caserma, migliaia di luoghi, di siti, sarà impossibile, e oltretutto utilizziamo lavoratori che poi quando li pagherà lo Stato, cioè inverosimile la cosa. È fattibile secondo lei? Chiedo a voi, è fattibile farlo? Era lo stesso ragionamento che faceva Stalin con i kulaki, diceva ma noi vi aiutiamo, fate questa cosa e poi lì a stretto, come si fa ad obbligare? No, ma se no li lasciamo in tenda, allora li lasciamo alla stazione, io chiedo a lei, li lasciamo alla stazione, sdraiati alla stazione? L'ostatività maggiore rispetto al Sindaco, chiedo a lei prima alla sicurezza sui luoghi di lavoro che probabilmente li io adesso chiedo a voi, perché dal punto di vista, io insisto fortunatamente stiamo dimostrando incapacità organizzativa, cioè bisogna partire dalla base, quando smontano, quando arrivano con i barconi, bisogna filtrare fin da subito lì le persone, bisogna cercare di farlo in fretta, non aspettare 6 mesi o 2 anni. Mentre sono in barcone. Ripeto, per me sono tutti profughi fino a prova contraria. Quindi comunque la dignità della persona prima di tutto, che significa che se uno mi scappa da una guerra è giusto accoglierlo, e dietro la parola accoglienza ci deve essere un'informazione, un'organizzazione, e dobbiamo dimostrarlo come italiani, perché se vogliamo ne siamo capaci, ma in questo momento non lo stiamo dimostrando, che dietro la parola accoglienza ci si lavora tutti assieme. Io non posso pensare di accogliere dei profughi nella mia comunità senza dare le informazioni, come ho detto prima, ai miei cittadini. Che accoglienza è? È l'accoglienza del privato che ha trovato il motivo con la prefettura di mettere a disposizione la sua proprietà, punto. Ma non c'è un progetto d'accoglienza, ma è questo che fa paura. Poi discutiamone poi successivamente. Innanzitutto bisogna capire, in base a se uno è profugo, se uno è clandestino, poi bisogna capire per quanto rimarranno qua, gli daremo lo status di rifugiato, cosa faranno poi nel momento in cui otterranno lo status di rifugiato.
Perché comunque tengo a precisare che noi di problemi ne abbiamo già con i nostri cittadini in questo momento. Che vi chiedono Quindi, continuamente. sì, l'accoglienza quella seria, quella umanitaria, quella di cui una persona umana non può fare a meno, perché ripeto, se una persona in difficoltà va comunque aiutata, però anche determinazione su quelle persone che vanno qui a fare le furbe, che in qualche modo si sono infiltrate e che riescono a venire qua per altri motivi perché sanno che qui possono fare i furbi, ed è quello che volevo dire, chiedo a lei adesso, che rappresenta anche lo SPI-CGIL, perché noi abbiamo tanti pensionati che ci scrivono, anche lettere scritte a mano, e che ci dicono: ma vi sembra giusto che io sopravvivo con mia moglie con una pensione ridotta, che non riesco a arrivare alla fine del mese, che non mi posso permettere i farmaci perché ho questo, quest'altro, che sto in una situazione indecente, e che invece questi ragazzotti pieni di vitalità, comunque molti dei quali non sono profughi perché vengono da paesi dove non c'è nessun tipo di guerra, non fanno niente, ciondolano dalla mattina alla sera chiedendoti anche i soldi per quando vai a fare la spesa, e il pensionato è costretto magari a rubare la fettina di carne perché non ha neanche da mangiare e non arriva a metà del mese. Come risponde? Sembra Oliver Twist, sai, quando va con la zuppa a chiedere ancora con la... No, ma è vero, il punto è questo, la dignità la sua domanda è corretta. Io non c'è, intanto vorrei dire questo: non possiamo fare tutte le domande e non possiamo dare tutte le risposte. Assolutamente. Sarebbe bene cominciare a discutere, che ognuno facesse bene la sua parte, quindi che nessuno chieda a me come fare a risolvere il problema, perché non è il mio mestiere, non è il mio lavoro. Però sulla domanda che lei fa una risposta c'è. Non è un sacco di mele dove ce n'è 50, se ci sono 50 persone una mela a testa, se ci sono 100 persone mezza mela, se ce ne sono 1000 e avanti. Non è così. È un problema di autoalimentazione. La famiglia nella quale ci sono tanti figli diventa una famiglia ricca e quindi li sa mantenere tutti. Questa storia noi la sappiamo bene, i contadini la sanno bene, questa storia qua. L'ingresso di cittadini stranieri nel nostro paese non necessariamente è una divisione al minore, bisogna fare in modo che questo qua, come si dice... l'11% di immigrati a cui vogliamo bene. Sì, per carità. Se trovano lavoro. Esatto, non abbiamo bisogno di fronte a 42.000 disoccupati, aggiungerne altri che saranno in mezzo alla strada. Volevo finire il ragionamento ed è questo. Il punto, secondo me, nodale è che le persone non possono pensare, l'ho detto prima e lo ripeto, ma non possono pensare che tutto torni come prima. Quando si dice, lei diceva giustamente, perché io per certi versi capisco, Milano è brutto da vedere perché c'è una guerra. E c'è una guerra proprio nel posto nel quale prima, con gli accordi, essendoci ricchezza, la Libia era un posto dove si andava a lavorare, dove tutte le persone che arrivavano anche un po' di petrolio che interessa qualche paese, qualche compagnia petrolifera, stiamo attenti, e anche niente nasce per caso. E anche alcune cose che noi non riusciamo bene a cogliere, no? Perché magari sono forse c'è una guerra fredda in atto, due superpotenze, gli Stati Uniti e la Russia, che stanno giocando in questo momento sulla pelle della gente, dalla questione ucraina fino al Nord Africa. E queste persone e noi stessi siamo le vittime di un nuovo imperialismo. Forse ce lo dobbiamo anche dire questo. E uno Stato come l'Italia, che non riesce a portare fuori dall'India 2 marò, non è in grado di andare a trattare, come fece in passato, lì con i governi locali. Lei ha dato un'occhiata a quanti sono gli indiani, giusto? Quindi andare a prendere i marò bisogna... No, è un modo di dire, è un esempio. Insomma, però bisogna di esempi devono essere... È un problema semplice, forse semplice da risolvere, figuriamoci questo che potenza di problema è per questi governi italiani messi su così senza il nostro voto, figuriamoci. Allora forse siamo tutti vittime, noi e loro, di qualcosa che è importante. Da quando i paesi tentano di trovare una pace, non so se perché, arriva sempre qualcuno che deve vendere le armi, fare le guerre, invadere e rubare il petrolio a chi è lì. Fare degli accordi, fregarti se può mai, se tu li avevi fatti civilmente questi accordi. Sappiamo tutto che sono i fatti prima del 2011, però di sappiamo tutti che adesso abbiamo l'Europa. I francesi, che sono quelli che chiudono le frontiere, e io ho capito il perché, sono quelli che hanno innescato questa situazione e sappiamo tutti il perché. Per quali interessi personali? Allora qui è stato un arrembaggio del mondo occidentale sull'Africa e questo è inutile che ce lo neghiamo, però non si può pensare che il singolo cittadino lo risolva, perché è un problema mondiale voluto
Bisogna invece trovare delle soluzioni che sono quelle di dare dignità alle persone. I veneti vogliono la dignità dell'immigrato, i veneti vogliono la dignità degli esseri umani e l'hanno sempre dimostrato. Quando il vescovo ci parla di Sant'Antonio, omettendo tante cose, questo vescovo ha fatto un po' di confusione, dice che veniva era andato a evangelizzare. Io voglio sentir parlare meno di pestare i cittadini, caro vescovo, i cittadini padovani. Mi piacerebbe sentir parlare anche di evangelizzazione, ma io rispetto le altre religioni. Allora, prima di dire, e leggo nella tua lettera, caro vescovo, che siamo dei consumisti, fai un po' a piedi, che tanto che non ti vedo, il giro per Padova a vedere quanti negozi sono chiusi. Suona nelle varie case, chiedi a quanta gente non ha lavoro. Ci saranno i ricchi, ci saranno i consumisti, però non è più l'epoca che ti ricordi tu, caro vescovo, e sono cambiate tante le cose. Allora, prima di tutto, apri la tua porta, spalanca il tuo palazzo e fai entrare le persone da te. Ma tu mi dici non lo devi risolvere tu il problema. La Chiesa qui si sta trasformando o in un onlus di beneficenza e di distribuzione pasti, oppure la Chiesa torna a evangelizzare, ma a 360 gradi, annunciare che Gesù è risorto a 360 gradi. Insomma, arriva una battuta, poi andiamo in pubblicità, poi faccio fare il giro anche agli altri. Ma io dico, perché nel nostro paese stanno proliferando le imprese che vendono allarmi nelle case, nei negozi? Io non ho mai visto tante case con inferriate in piani terra. Perché i ladri sono entrati in tutte le case, quello è il problema. In altri paesi limitrofi questo non c'è. Allora c'è un problema reale di insicurezza. Questa è la parola chiave, questo è l'hashtag, più sicurezza, ma non solo per i cittadini e per gli imprenditori, anche per gli stessi migranti, perché credo che nemmeno loro abbiano una sicurezza. Allora, se questo è il presupposto, poi le strade le deve trovare la politica, faccia qualcosa almeno, ma deve trovarle per riuscire a identificare per tempo, possibilmente, rapidamente e con trasparenza, con chi avremmo da fare. Poi questo allora lo possiamo assorbire nel mercato del lavoro, torno a dire le cose di prima, lo possiamo mettere a fare i lavori socialmente inutili che non solo non dignitosi, anzi sono molto importanti per la società civile, e se no li mandiamo da altre parti, ma in fretta, perché non ce lo possiamo permettere. No, come si fa? Si trova la soluzione, si va a Bruxelles e si mettono i pugni sul tavolo. Non è possibile che assorbiamo tutto. La Spagna perché non ha questo problema? Perché li manda via. No, ma allora... Il discorso è questo, che viene il pensiero, viene per carità, tutto discutibile. Spagna ha il 24% generalizzato di disoccupazione e i cittadini stranieri non vanno in Spagna come non vengono in Italia. No, ma c'è la ripresa in Spagna, sono messi meglio che noi. Di questo, No, qui stiamo i negozi chiusi a Padova, mica sono no. chiusi perché sono in ferie. No, allora, se voi andate in questi paesi, io appunto nell'arco dell'anno sono riuscita a fare un saltino sia in Spagna che in Francia, e vedi una situazione tanto di ripresa fortissima, cosa che noi ce la trascordiamo, per cui è molto più appetibile come paese, ma di grande ordine, cioè tutte le forze, io dicevo, perché sono rimasta colpita, sulle strade, tanto in Spagna quanto in Francia, c'è la forza dell'ordine, ma in massa, c'è l'esercito, ci sono le camionette. E per noi italiani, abituati a vederli solo in alcuni siti estremamente a rischio, ci lascia un attimo così perplesso. Invece vedi che ti dà garanzia, ti dà sicurezza, e c'è. Ci sono assembramenti di persone, dopo passano 2 poliziotti, ovunque, non nei centri principali, in tutti i centri, anche minori inaspettati. Hanno più disponibilità, c'è più sicurezza. E non c'è dittatura. Qualcuno dice l'esercito invece di portarlo all'estero a fare le campagne, turista, le riportiamo in Italia a lavorare. L'esercito ha delle competenze diverse rispetto a polizia, alle forze ma dell'ordine. chiamale chi vuoi, strutture che garantiscono la sicurezza. Che ritorna sempre alla politica, perché se la politica non investe in sicurezza, se uno Stato civile non intende investire in modo concreto sulla sicurezza, non produce sicurezza. Certo, ma il problema di base non è, secondo me, se tu anche queste persone arrivano, ma sai che sono controllate, ti dici vabbè, dai l'aiuto, perché cerchi di dargli la brandina, anche se non è il caso di buttarli alle stazioni o nelle piazze come è successo, perché lì è vergognoso, siamo peggio del quarto mondo.
Ma se sai che sei tranquillo perché ci sono forze che presidiano il territorio, il cittadino è diverso. Il problema è che i cittadini sono stati invasi da tutte le parti come le formiche da questi delinquenti. Il buono obiettivo c'è sempre stato, lo straniero e l'italiano, mariuolo c'è sempre stato. Probabilmente adesso la situazione si sta esasperando anche per una percezione di insicurezza che è data da quello che vede nel territorio, dal proprio sindaco che è insofferente sembra che non ci siano regole. Se vi ricordate, mi sembra di parlare adesso di ottobre-dicembre dello scorso anno, almeno la zona termale dei Colli è stata bombardata dai furti, cioè non si è risparmiato furti nessuno, quasi tutti i giorni. No? In quell'occasione comunque ci si è movimentati innanzitutto anche per fare gli stessi cittadini un cambio culturale, perché noi veneti siamo sempre stati abituati a lasciare le chiavi fuori di casa. No? Probabilmente adesso bisogna anche qui cambiare modo di pensare. Cito questo perché in questi giorni, proprio per quella paura, perché manca la percezione di capire cosa sta accadendo, nei social network poi viene scritto di tutto e di più e lì bisogna riuscire a pesare quanto poi viene scritto. No? Però c'è chi dice, mamma mia, adesso dovrò tenere il garage chiuso altrimenti mi rubano la bicicletta. No. Io mi penso il profugo che attraversa il deserto, prende il barcone, arriva in Italia, viene a Torreglia per andare a rubare la bicicletta. Cioè, questa è una cosa impensabile, no, una cosa assurda. La paura dei cittadini è che se tu lo induci, giustamente non lavora oggi, domani, dopodomani, vede la tua bicicletta, sa che se viene adescato dalla malavita organizzata, perché queste sono persone che sono pronte ad essere adescate dalla malavita organizzata. Sono la manodopera. Sono la manodopera. Noi non vogliamo che succeda questo. Non sanno tirarne su, quindi... certo, è ovvio. Ma è lì che deve intervenire la politica, è questo che deve fare la politica in tempi celeri, perché i primi ce li abbiamo avuti a settembre, da metà settembre a metà giugno. Non è stato fatto niente. Ma i governi, i decreti legge per le cose che interessa loro li fanno in un attimo. Una normativa che permetta l'utilizzo di persone volontarie perché vogliono una dignità, ti chiedono quando le intervisti, l'ho vista in intervista a televisione, fatemi lavorare, io ti pulisco anche il campo, perché sono persone per bene che non vogliono farsi mantenere. Bene, la politica potrebbe trovare delle soluzioni per bypassare le normative che noi conosciamo benissimo, delle assunzioni e tutto quell'ambarda complesso, in questo momento per riuscire che queste persone si guadagnino il pane quotidiano, i 35-40 euro, perché noi vogliamo dare dignità alle persone. Sono d'accordo, ma cito un esempio anche qui, perché poi si va avanti ad esempi, ma è giusto. Noi a fine anno come comune avevamo delle risorse da poter mettere a disposizione del sociale, abbiamo tante persone che non lavorano, avevamo la possibilità di far lavorare queste persone attraverso un progetto di voucher per le pulizie dei locali della proprietà del comune. Questo ci consentiva di fare un risparmio rispetto all'azienda che prima faceva le pulizie, che ci costava circa 15.000 euro. Con questo progetto voucher spendevamo 10.000 rimettendoli nel sociale, facendo lavorare queste persone, dandogli dignità e ottenendo anche un risparmio per il comune. Problema? No, perché entro nel costo del personale non lo puoi fare. Cioè, siamo all'assurdo normativo. Quindi cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto ridare l'incarico alla ditta che già faceva le pulizie e quelle persone sono rimaste all'angolo. Allora, assurdo. Qui veramente... Cioè, questa è l'Italia fallita. Allora, mi permetto di chiedere come facciamo in questo momento a garantire qualcosa al profugo che sta arrivando quando non siamo in grado di garantirlo al nostro cittadino che è là che ci chiede. Vanno cambiate le regole, ma va fatto tutto in fretta, non dobbiamo aspettare anni o mesi. Facciano finta di aumentarsi lo stipendio, che ci mettono 5 minuti a aumentarsi lo stipendio e risolvano queste cose. Alla pubblicità rapidissimi, poi ritorniamo insieme.